L'Opera dei Pupi è un particolare tipo di teatro delle marionette che si affermò stabilmente nell'Italia meridionale e soprattutto in Sicilia tra la metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. I pupi siciliani si distinguono dalle altre marionette essenzialmente per la loro peculiare meccanica di manovra e per il repertorio, costituito quasi per intero da narrazioni cavalleresche derivate in gran parte da romanzi e poemi del ciclo carolingio. Le marionette del Settecento venivano animate dall'alto per mezzo di una sottile asta metallica collegata alla testa attraverso uno snodo e per mezzo di più fili, che consentivano i movimenti delle braccia e delle gambe. In Sicilia, nella prima metà dell'Ottocento, un geniale artefice di cui ignoriamo il nome escogitò gli efficaci accorgimenti tecnici che trasformarono le marionette in pupi. Egli fece in modo che l'asta di metallo per il movimento della testa non fosse più collegata ad essa tramite uno snodo, ma la attraversasse dall'interno e, cosa ben più importante, sostituì il sottile filo per l'animazione del braccio destro con la robusta asta di metallo, caratteristica del pupo siciliano. Questi nuovi espedienti tecnici consentirono di imprimere alle figure animate movimenti più rapidi, diretti e decisi, e perciò particolarmente efficaci per imitare sulla scena duelli e combattimenti che tanta parte avevano nelle storie cavalleresche. Nel 1921 Don Gaetano Napoli inaugura a Cibali il Teatro Etna. Da allora e fino al 1973 la famiglia Napoli svolge un'intensa attività nei teatri popolari di quartiere. Si lavora col mestiere storico, i pupi alti 1,30 m e pesanti fino a 35 kg. Vengono messe in scena puntate cicliche serali tutte le storie del repertorio catanese, le rappresentazioni del ciclo indirizzate a un pubblico iniziato che già conosce in anticipo personaggi e intrecci. Hanno la funzione di una liturgia, di un rito, nel corso del quale pubblico e pupari riconfermano simbolicamente la cultura del gruppo di appartenenza e ritrovano negli eroi paladini i modelli dei codici di comportamento condivisi a cui uniformarsi. Nel corso di questi anni il mestiere viene continuamente arricchito di pupi, scene e cartelli. Parallelamente, regole e tecniche di messiscena vengono acquisite e affinate nelle rispettive specializzazioni, dai figli di Don Gaetano Napoli, Pippo, Rosario e Natale. Questo patrimonio di competenze viene successivamente trasmesso a Fiorenzo, Giuseppe, Salvatore e Gaetano, figli di Natale e Italia Chiesa Napoli. Nel 1931 la marionettistica dei fratelli Napoli riceve, ex aequo col puparo Nino Insanguine, il più alto riconoscimento nella prima di sfida regionale dei pupi siciliani. Nel 1958, partecipando all'Expo Universale di Bruxelles, i Napoli ottengono il loro primo successo in ambito internazionale. Dal 1973 ad oggi, la famiglia Napoli, pur mantenendosi fedele ai codici e alle regole di messiscena della tradizione, lavora per adattare l'opera catanese alle esigenze di un pubblico nuovo. Infatti, negli anni 60 e 70 del Novecento, il pubblico popolare dell'opera cominciò a disertare i teatri. Finiva l'epoca delle puntate serali. Bisognava fare breccia in un pubblico non popolare, in persone non iniziate, che poco sapevano degli intrecci delle storie cavalleresche e che comunque non sarebbero tornate a teatro l'indomani. Le difficoltà di adattamento dello spettacolo dei pupi erano principalmente di due ordini. Bisognava innanzitutto costruire spettacoli che presentassero in una sola sera una vicenda già conclusa, rinunciando alla fruizione ciclica tradizionale o comunque conservandola solo per rare e particolari occasioni. Poi bisognava calibrare i codici tradizionali della messiscena col gusto di un pubblico diverso da quello popolare. Un'altra difficoltà si aggiungeva a queste. Diventava sempre meno facile reperire spazi che consentissero ai pupi grandi di agire, poiché non era sempre possibile trovare sale adatte a montare il loro palcoscenico e boccascena.
Per risolvere il problema e portare i pupi catanesi in ambienti ristretti, come le palestre e i teatrini scolastici, le sale parrocchiali, le sale conferenze di circoli e sodalizi culturali, Natale Napoli escogitò nel 1973 l'idea dei pupi piccoli di centimetri 80, che, ridotti nelle dimensioni, consentirono alla tradizione catanese di confrontarsi con un numero ben maggiore di pubblici di quanto avrebbero permesso i pupi grandi. I pupi piccoli segnarono un vero e proprio passaggio epocale. Essi, mantenendo assolutamente intatti codici, regole e tecniche della messa in scena tradizionale, assicurarono la possibilità di affezionare all'opera catanese un nuovo pubblico, composto da giovani in età scolare e studenti universitari, professionisti, borghesi e uomini di cultura. Nel 1978 i fratelli Napoli ricevono dai reali d'Olanda il prestigioso Premium Erasmianum, che corona persone ed istituzioni che per la loro attività hanno arricchito la cultura europea. La motivazione ufficiale con cui fu assegnato il premio riconosceva ai Napoli il loro impegno nell'adattare le antiche favole cavalleresche della tradizione siciliana alle esigenze e al gusto del pubblico contemporaneo. Sempre in questi anni, alla morte del padre natale, Fiorenzo diventa direttore artistico della compagnia e i suoi figli, Davide, Dario e Marco, apprendono anch'essi le regole di mestiere, assicurando la continuità alla tradizione catanese dell'opera dei pupi. L'antica bottega dei fratelli Napoli si trova nel centro storico di Catania, vicino al Castello Orsino e al Mercato della Pescheria. Essa rappresenta un patrimonio di grande importanza storico-culturale per il territorio, poiché, dai tempi di Gaetano Napoli ad oggi, qui vengono tramandati di generazione in generazione i saperi della mano e le regole di mestiere che consentono la realizzazione di tutti gli oggetti di artigianato artistico legati alla tradizione dell'opera dei pupi catanese. La realizzazione dei pupi catanesi di mestiere investe una complessa serie di competenze che vanno dall'intaglio dei pezzi del busto alla scultura e pittura della testa, dalla lavorazione dell'armatura ai lavori di sartoria. È un'arte che nella famiglia Napoli si tramanda da più generazioni. Pippo Napoli aveva appreso fondamenti e tecniche di questa particolare forma di artigianato dagli antichi maestri ramaioli che nei primi decenni del Novecento sbalzavano le armature dei pupi da teatro, alti fino a 1,30 m. Di questi pupi ormai secolari, l'unico mestiere rimasto integro e completo è oggi custodito gelosamente dalla famiglia Napoli. Fiorenzo Napoli ha appreso dallo zio Pippo le regole dell'arte e le ha ulteriormente perfezionate attraverso una ricerca personalissima che gli ha consentito di abbinare raffinate lavorazioni di oreficeria alle tradizionali tecniche di sbalzo con palo e puntilli. Questo patrimonio di conoscenze è stato raccolto da Davide Napoli, che oggi, insieme a suo padre Fiorenzo, costruisce le armature. Collaborano in bottega anche Alessandro Napoli per l'imbottitura e la foderatura dei busti e Agnese Torrisi Napoli per la realizzazione dei costumi. Il teatro dei pupi catanese ha dato origine a due importanti filoni di artigianato pittorico, quello delle scene, cioè i fondali in tela usati per gli spettacoli, e quello dei cartelli, cioè i manifesti pubblicitari su carta da imballaggio affissi ogni sera per reclamizzare lo spettacolo. Rosario Napoli e suo fratello Natale furono due dei più importanti pittori dell'opera dei pupi catanesi. Giuseppe Napoli ha imparato dal padre Natale le tecniche della scenografia e della cartellonistica e ancora oggi, in bottega, dipinge scene e cartelli seguendo i dettami della tradizione. Intensa l'attività artistico-teatrale che da quasi un secolo la famiglia Napoli svolge in Sicilia e in giro per il mondo. Ricco è il repertorio che, oltre a proporre spettacoli con recita a soggetto basati sulla tradizione degli antichi canovacci, è rappresentato attraverso testi nei quali una moderna drammaturgia dell'opera dei pupi tiene conto delle regole tradizionali della messa in scena. I diversi componenti della famiglia hanno dato vita a diverse tipologie di laboratori.
quali Incontro con i Fratelli Napoli. È un incontro laboratoriale e seminariale finalizzato alla conoscenza dell'affascinante complesso mondo dell'opera. Oppure la costruzione del pupo, o un altro è la lavorazione dei metalli, laboratorio dei pupi viventi, quello dell'iconografia dell'opera dei pupi, il modellismo teatrale, la drammatizzazione, il laboratorio sulla costruzione dei burattini a guanto, la realizzazione di marionette a filo e tanti altri laboratori che si aggiungono anno dopo anno.